L'accusa di quelle terribili: avrebbe abusato sessualmente di suo figlio. Sulla vicenda adesso la magistratura agrigentina intende vederci chiaro. Il grave fatto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi a bordo della motonave Palladio che fa spola tra le isole Pelagie e Porto Empedocle. Il bambino ha raccontato alla mamma che il papà lo avrebbe molestato all'interno della cabina. Ci sarebbe stato anche il rapporto sessuale. Il piccolo, malgrado le presunte minacce del padre, ha raccontato tutto alla mamma che si è recata immediatamente dai carabinieri. I militari dell'Arma avrebbero già sentito il padre che avrebbe negato ogni addebito, ma i carabinieri hanno spedito gli indumenti indossati dal piccolo al RIS di Messina per un'attenta analisi. Inoltre, con gli abiti è partito anche il tampone prelevato dai medici dell'ambulatorio lampedusano per accertare se l'atto sessuale sia stato consumato o meno. Una vicenda che ha scosso parecchio la più grande delle Pelagie e che ha appena archiviato i momenti di tensione e terrore che si sono registrati nei giorni scorsi per via della rivolta dei tunisini che erano ospitati all'interno del centro temporaneo d'accoglienza e che dovevano essere rimpatriati in Tunisia. A Lampedusa non è la prima volta che accadono episodi di questo genere. Da diverso tempo una famiglia, padre e madre, sono agli arresti perché avevano indotto la figlia minorenne ad avere rapporti sessuali con uomini in cambio di soldi. Intanto la Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte di Robert De Marco, 36 anni, di Casteltermini. L'uomo mercoledì scorso ha avvertito un forte dolore tra la spalla e il collo mentre trasportava un mobile. Nell'ospedale di Mussomeli gli è stato somministrato un antidolorifico. Poi De Marco è stato trasferito all'ospedale civico di Palermo, dove è giunto in gravi condizioni. Giovedì l'uomo è deceduto nel reparto di rianimazione. I parenti hanno presentato un esposto e il PM Sergio Barbiera ha ordinato il sequestro della sua cartella clinica. Martedì sarà affidato l'incarico per l'autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso, probabilmente dovuta ad una embolia. De Marco era affetto dalla sindrome di Crohn.